Dobbiamo ancora vedere qualcosa, sinceramente. Sono tutti quanti nascosti. Niente, aspettiamo. Siamo qua. Anche Sorrentino non sarebbe male, ma non penso che venga a mangiare da queste parti. Quindi aspettiamo. Chi aspettava questo piccolo grande evento, chi invece neanche se n'era accorto. D'altro canto, quello della nuova serie The New Pope del premio Oscar Paolo Sorrentino, protagonista Jude Law, qui a Nervesa è un set fantasma. Comparse le 400 selezionate al Continental, convocate alle 6 del mattino. Trucco e costumi all'ex scuola in centro, poi in pullman fino al Piave, poco lontano dal campo di volo. A segnalarlo un cartello e poco altro. Divieto assoluto di accesso, con tanto di alpini e polizia locale a garantire la privacy. Disagi ridotti al minimo e di certo compensati dal momento di notorietà di cui godranno questi paesaggi. Ben venga, penso che sia una cosa che fa piacere, penso anche sulle zone del Montello nostre qua, che abbiamo un po' di importanza, non solo le grandi città, no? È un avvenimento, un film bello, anche che non crea problemi, disagio a nessuno. Ben venga, insomma, ecco. Fa piacere, fa molto piacere, perché così si conosce anche questi posti qua che sono un po', dico io, non conosciuti, dunque è importante anche questo. Ritengo che questo sia un posto molto bello, anche se ha poche cose, ma è bellissimo, basta vedere, non guardare, vedere bene. Scena dall'ambientazione invernale, quella prevista a Nervesa, l'area brulla del greto del fiume si prestava e il cielo ancor di più. Set top secret, curiosi tenuti alla larga, dal pomeriggio tutto finito. In cambio Nervesa incassa un'indiretta promozione del suo territorio, anche se c'è chi pensa che... Beh, credo di sì, diciamo, anche se il Prosecco fa già la sua parte, capito?